Giorgio Polegato, un evento che raduna un po' tutte le anime del Prosecco e non solo. Sì, stasera abbiamo in rappresentanza tutto quello che è il sistema Prosecco, perciò le 3 denominazioni che riguarda appunto il Prosecco in toto dalle 2 DOCG, Polignano Valdobbiadene, Asolo e la DOC. È un'occasione per parlare di Prosecco, vedere un attimo quelli che sono i numeri, quelli che sono stati le performance di quest'anno, mettere a confronto con l'anno scorso, ma soprattutto guardare avanti, guardare i prossimi anni, perché riteniamo che il Prosecco abbia lunga vita e abbia ancora margini di crescita. Ci sono mercati da aggredire, mercati che ancora sono agli albori e che sicuramente sapranno apprezzare come chi ormai storicamente gli importa da anni, apprezzare un prodotto che piace a tutti, piace anche nelle varie cucine etniche che conosciamo, perciò credo che sia una bella occasione di confronto e soprattutto dobbiamo dare anche segnali di ottimismo, perché se ne parla magari del mondo vino, se ne parla magari in maniera negativa e noi non siamo d'accordo, riteniamo che il mondo vino sia un patrimonio, faccia parte della nostra cultura e va salvaguardato e va aiutato e va anche spiegato e insegnato a chi apprezza questo mondo e chi si avvicina anche al consumo.